E adesso parliamo del Piemonte, quello vero, autentico, rappresentato dalla Gioventura piemontesa. Buongiorno ai nostri ospiti, Buongiorno. Carlo Comoli e Stefano Ridella. Buongiorno ad Buongiorno. entrambi, parliamo del Piemonte, eh? Sì, Parliamo del Piemonte. Dunque, Gioventura piemontese, intanto un biglietto da visita di Gioventura piemontesa. Prego, Carlo Comoli. Grazie. Gioventura Piemontese è un'associazione, diciamo un movimento culturale che esiste ormai da molti anni e che si prefigge lo scopo di dare una mano alla rivalorizzazione dell'identità e della cultura piemontese a partire dalla lingua. Perché la lingua è molto importante, Perché si comincia da quello. Perché la lingua è importante, perché è un pochino il condensato della cultura di un popolo ed è un pochino il pivot sul quale può muoversi poi la nostra identità. Quindi il pilastro dell'identità. Il pilastro dell'identità che poi ovviamente ricade anche come valore aggiunto sul territorio e quindi sulla vita di tutti i piemontesi tutti i giorni. Ecco, io ne approfitto per farvi vedere dall'alto questa bandiera piemontese, Gioventura piemontese lingua ufficiale 12.000 volte sì. A cosa si riferiscono questi 12.000 volte sì? Perché poi piemontese lingua ufficial, Sì. perché è una lingua, non Sì. un dialetto o un accento. Sì. No, i 12.000 si riferisce ai 12.000 cittadini piemontesi che hanno sottoscritto una petizione che abbiamo iniziato 3 o 4 mesi fa per cercare di fare in modo che il piemontese venga riconosciuto dallo Stato e che entri in una legge nazionale di 12 anni fa. E adesso lunedì presenteremo questa petizione all'ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la ratio è quella di dare un sostegno alle proposte di legge che vogliono fare riconoscere il piemontese da parte dello Stato. Stefano Ridella, lunedì sarà una giornata importante, vero? Con questa presentazione di tutte queste 12.000 firme. Che risposta vi aspettate dalle autorità piemontesi, dalla Regione Piemonte? Proprio questa è una domanda che andrebbe più utilmente rivolta al dottor Comoli che non a me. Ma dopo la giro anche a lui. Sarà, perché per i dettagli tecnici certamente è lui il più qualificato. Io posso solo dire che ci aspettiamo, sarebbe bello avere la stessa risposta che abbiamo avuto dalle persone, quindi sì? che l'autorità... È probabile che la risposta sia ni, quantomeno? No, questo non spetta a me dirlo, lo vedremo, saranno i fatti che lo diranno. Certamente l'auspicio è quello di avere la stessa risposta, oserei dire entusiastica, perché le persone che quelle 12.000 firme sono 12.000 firme di persone dalla provenienza più diversa, non necessariamente piemontesi. Non necessariamente piemontesi. Che risposta vi aspettate? Entusiastica dai cittadini e dalle istituzioni? Intanto diciamo che li metteremo alla prova, nel senso che 12.000 persone sono tante, questo noi rivendichiamo non un nostro vezzo, ma un diritto umano fondamentale. Il diritto alla lingua è un diritto assolutamente primario, come quello sulla libertà di stampa o la libertà politica, non vale meno. E quindi il fatto che i piemontesi abbiano dovuto aspettare così tanto, parlando solamente di Repubblica, almeno 30 anni, per vedere riconosciuti i propri diritti, secondo noi è un fatto molto grave. Dopodiché bisogna dire che negli ultimi 2 anni abbiamo trovato comunque delle sensibilità da parte di numerosi parlamentari che dovrebbero essere presenti lunedì, hanno fatto le loro proposte, poi si sa come vanno le cose in Italia. Il passo successivo quale sarebbe? Il passo successivo sarebbe quello che le proposte che già esistono in Consiglio regionale, alla Camera e al Senato venissero discusse e approvate e a questo punto il piemontese verrebbe riconosciuto dallo Stato italiano e inserito in una legge che è la legge 482 del 1999. Da questo punto in poi incomincerebbe tutto un percorso di attuazione pratica della legge e avremmo però ottenuto un primo passo, avremmo diciamo scalato un primo gradino fondamentale verso il percorso che ci porterebbe all'ufficializzazione del piemontese, come peraltro previsto dalle convenzioni internazionali, dall'Unione Europea, dall'UNESCO e quindi cominceremmo a vedere riconosciuti i nostri diritti linguistici. Se volete qualche informazione in più, adesso mettiamo anche l'indirizzo del sito internet, no? E lo lasciamo fuori per un po', www.gioventuraPiemontesa.net. Questo è il sito su internet, sul computer, a cui potete fare riferimento per ogni tipo di informazione. Carlo, posso fare qualche domanda un po' cattivella anche? Sì. Ecco, la prima la faccio a Stefano. È così urgente discutere addirittura al Parlamento
della libertà linguistica piemontese, quando giacciono altri disegni di legge, se mi permettete, forse più importanti. Oggi si discute della legge contro l'omofobia, se ne ritorna a parlare. Giace nei cassetti anche una legge sul testamento biologico. Vi chiedo, è così importante secondo voi? Assolutamente importante. Importante non è nemmeno l'aggettivo che userei, è fondamentale. Fondamentale? Sì, perché la lingua è la prima espressione dell'uomo. La lingua è lo strumento con cui l'uomo costruisce ed esprime la propria personalità. Ora, ma tu Stefano normalmente a casa con i familiari parli in piemontese, in italiano? No, a mia parlo piemontese, dovrei la lingua, cerco di adoperare la lingua, non mi è stata trasmessa. Io ho 41 anni, ho cominciato 3 anni fa a studiarla e la sorpresa che ho avuto quando ho iniziato a studiarla è stata duplice. Positiva, quando mi sono reso conto che avevo a che fare con una lingua di valore assoluto, ecco, dal punto di vista grammaticale, questo non è il luogo ovviamente per parlarne, ma sorpresa negativa quando mi sono detto ma perché una lingua così bella non mi è stata trasmessa? Sarebbe stato mio diritto, no? Sarebbe stata una maniera per esprimermi meglio, per riuscire ad esprimere, a costruire meglio la mia personalità. Allora tutte queste cose che sono state citate, che giacciono in Parlamento, sono tutti diciamo, aspetti della vita dell'uomo. Perché non la lingua? Soprattutto quando si parla di una lingua naturale come il piemontese, ma non solo il piemontese, non solo il piemontese, ce ne sono perché tante questo altre. vale anche per tutte le altre lingue regionali. Per esempio quelle che sono già nella legge di cui si parla, la 482 del 99. Per esempio? Ce ne sono, quali mi sembra, sono 12, mi sembra ci sia il sardo, mi sembra ci sia il franco-provenzale, le parlate di origine tedesca, stiamo parlando delle varie parlate valser e non solo. Sì, quindi anche quindi il cosiddetto... anche nella zona della Valsesia. Sì, quindi ce ne sono tante. Ed è assolutamente fondamentale. Non è l'unica cosa che esiste, certamente, l'attenzione alla lingua non è, però... A me interessa perché le radici sono assolutamente importanti da conservare, fondamentali, utilizziamo questo termine, a tal punto che da oggi e per i prossimi 3 mercoledì parleremo delle varie sfaccettature delle attività di Gioventura Piemontese. A me però viene ogni tanto qualche domanda così provocatoria. Ha senso parlare di lingua piemontese in una delle regioni d'Italia, il Piemonte, sicuramente la zona di Torino limitrofa, meno piemontese di tutto il Piemonte? Perché circolando tranquillamente nelle città del Piemonte, soprattutto a Torino, il piemontese è miscelato con tanti altri accenti e dialetti. Ha senso? Ma ha senso sì, perché intanto il piemontese esiste in quanto tale come lingua. Il fatto poi che in un contesto urbano come Torino la lingua si utilizzi di meno è dovuto al fatto che non è ufficializzata, quindi non è insegnata a scuola, non ha presenza sui mezzi di comunicazione e quindi non viene trasmessa. Ed è per questo che diventa molto importante in tempi rapidi riuscire a dare, diciamo, un ombrello giuridico, una qualche forma di protezione, di parità di accesso alla lingua. Però nel concreto credo che non si possa pretendere che il piemontese si parli negli uffici pubblici, per esempio. No, quello sarebbe eventualmente l'ultimo passo. Diventa importante però cominciare a insegnarlo nella scuola e avere un minimo di accesso nei mezzi di comunicazione, quindi in particolare sulla radio e televisione pubblica. E poi deve essere un qualcosa... Quindi il TG3 regionale in piemontese? Il TG3 regionale in piemontese, in realtà secondo me tutta Rai Te dovrebbe essere in piemontese. In Catalogna hanno 3 canali pubblici che parlano solo catalano, insomma, è la regione più ricca della Spagna. Ha un aeroporto Barcellona che è 10 volte Caselle. Caspita, sai che però io non potrei lavorare neanche sulle emittenti locali, perché io non so il piemontese. Il termine mio preferito è banfone, ma non credo che sia piemontese. È l'italiano che deriva, ma noi non banfiamo però. No, noi non banfiamo, ma è fattibile la cosa? Mi sembra un po' fantascienza. No, è un discorso di gradualismo e di intelligenza, ovviamente. Questo, se vogliamo, un pochino un punto di riferimento. Che però ha avuto una storia molto diversa da quella del Piemonte e quindi comunque non è direttamente trasponibile. Sicuramente però bisogna cominciare a occupare gli spazi che abbiamo a livello giuridico, a livello istituzionale e quindi rivendicare quelli che sono i nostri diritti riconosciuti dalla Costituzione italiana e dalle leggi vigenti. Stefano, ma voi fate corsi di piemontese? Se io voglio dire, adesso vado a fare un corso, sono indeciso tra l'inglese e il piemontese. Sono tutte domande che davvero andrebbero più utilmente rivolte al responsabile della nostra associazione. Come hai fatto a studiare il piemontese? Rispondo prima comunque alla prima parte. Sì, corsi di piemontese sì, e non solo Gioventura Piemontese ovviamente, anche altre associazioni se ne occupano.
E sarebbe bello che invece che ci fosse, diciamo, un'attività più istituzionale proprio da parte. Ma anche nelle scuole, io direi cominciando dalle scuole. Comunque. Veniamo a noi in compagnia di Carlo Comoli e Stefano Ridella della Gioventù Piemontesa. Domanda cattiva. Ah, ma allora siete un partito, un movimento politico? No, no, non siamo sicuramente un partito. Associazione culturale? Un'associazione culturale, diciamo se vogliamo con un termine grosso, un movimento di opinione nel nostro piccolo. L'idea che proponiamo è fondamentalmente, se vogliamo, politica, nel senso che deve coinvolgere la polis, deve andare a incidere nelle istituzioni. Non è assolutamente partitica, non è elettorale, deve essere un patrimonio di tutti, un pochino come il discorso della sanità. Sono tutti contenti se gli ospedali funzionano bene, che devono essere un patrimonio di tutti, il fatto che tutti quanti vengano e abbiano il diritto a essere curati e vengano curati nel migliore dei modi possibili, coinvolge tutti, indipendentemente poi dalle loro personali idee politiche, che devono essere espresse ma in altro luogo, in altra sede. Ma è così per noi. State facendo proseliti, nuovi associati, state facendo corsi di piemontese? Mi interessa veramente. Noi stiamo Cioè, facendo... se uno vi telefona e dice vorrei fare un corso di piemontese, quello proprio tradizionale. Sì, ma noi ne facciamo diversi, un pochino in tutto il Piemonte, adesso ovviamente l'anno è finito, riprenderemo a settembre. Il piemontese è diverso sia che si parli a Verbagna, a Torino o a Acqui Terme? Il piemontese è una lingua come tutte le altre, come l'italiano, quindi c'è una variante diciamo comune, poi delle sue varianti, delle sue inflessioni, come l'italiano che si parla a Torino, a Milano, a Roma, ecco, voglio dire, però è sempre italiano, che è quello poi che si insegna a scuola e che in teoria bisognerebbe parlare in televisione, che poi magari non è sempre così, però l'italiano... no, ma io voglio fare il corso per quello, per salvaguardarmi il posto di lavoro, per quello. Ci fate una bella chiacchierata in piemontese. Voi quando vi ritrovate a Gioventù Piemontese, immagino che sia assolutamente obbligatorio parlare piemontese. No. Un po' come quando vai ai corsi di inglese dove ti dicono subito che devi parlare in inglese. No, perché deve essere un qualcosa di, in un certo modo, un'adesione spontanea e se vogliamo anche gioiosa. Dipende un momentino uno come ha l'abitudine, cioè non è una cosa da setta o inquadrata o con una cappa che poi diventa un qualcosa di soffocante e di limitante. No, dipende. Allora, mi dicono dalla regia che devo fare un tentativo di... Come si dice? Aspetta che me lo... Ah, lo avete sentito? Sì. Due purum bagnati nell'oli? Sì, sì beh, Questo è buon piemontese del sì, nostro è sempre regista, sui due purum bagnati, ma vuol dire, ecco. Ma Alenan, diciamo scusa, ma Alenan è una roba da rie, vuol dire. No, Alenan, è vero, perché noi non stiamo facendo solo del folklore, io magari sto sorridendo troppo, ma alla base c'è qualcosa di serio. Alla base c'è una cosa di serio, c'è qualcosa di serio, in particolare la necessità che, come ho sentito io, spero che sentano in tanti, di ritrovare non tanto le proprie radici, quanto piuttosto di riappropriarsi delle proprie possibilità di crescita. Sono io che scelgo la mia lingua, sono io che scelgo lo strumento con cui dare il nome alle cose, sono io la persona che sceglie, diciamo, personalmente il modo queste cose dei giornali come di si crescere. dice? I giornali, le gazzette, piemontese, per riprendere... Ma parlate un attimo in piemontese, dicendo al mondo intero, al mondo piemontese intero, quello che accade lunedì esattamente. Lunedì a mezzogiorno c'è questa conferenza stampa. Sì. Lunedì MSD fu la conferenza stampa presentazione della petizione a nostra sede, Gioventù Piemontese, vicino a Portanova, via San Secondo 7 bis, via San Scund 7 bis, faccio al ciuché. Ci saranno diversi parlamentari, spero che sia con diverse televisioni, radio e giornali, presentiamo l'iniziativa di 2.000 cittadini, poi a 2 mesi andiamo al Consiglio regionale e consegniamo le firme, la petizione alla Presidenza del Consiglio regionale e il obiettivo è quello di un sostegno in paese alle iniziative che avevo fatto al Piemontese la Lei 482. Ecco, questa è, io ho capito abbastanza bene, direi, anche perché sapevo qual è la notizia, sapevo qual era la vostra iniziativa. Questa è la televisione che vi piacerebbe? Cioè che uno accende e mette sul canale 11 di Quarta Rete, sul 112 Quarta Rete Blu, sul 3 di Rai 3 e sente parlare così? Questa è una televisione che ci piacerebbe, grazie tra l'altro della possibilità che ci date dello spazio. Dico che però questo sarebbe già previsto dalla legge 482, il fatto che la RAI non faccia entrare le lingue minoritarie nella sua programmazione e che noi non siamo riconosciuti dalla parte dello Stato, non siamo nella legge 482, secondo noi è una grave ingiustizia. Ecco. E quindi basterebbe, come capita moltissime volte in Italia, approfittare delle possibilità legislative che già ci sono
e poi far funzionare le leggi che già ci sono. E in questo senso vogliamo entrare in quello che ci sono e non fare la rivoluzione o cose strane. Bene, allora la nostra televisione magari verrà a fare un servizio, direi proprio di sì, lunedì per questa vostra conferenza stampa. Noi ci vediamo comunque mercoledì della prossima settimana con un altro piccolo passettino per capire meglio, per spiegarvi meglio i progetti di Gioventura Piemontesa. Il sito per informazioni www.gioventuraPiemontesa.net. Grazie a Carlo Comoli e a Stefano Ridella. È stato un piacere, ci vediamo la prossima settimana. Ci dice, ci vediamo, ce lo dici? Ci vediamo mercoledì prossimo. Svedomo Merco Cavani. Mercoledì e merci. Grazie. Grazie.